Ciao, bentornati nel mio canale. Oggi in questo video ti voglio parlare di un prodotto che ho avuto il piacere e l'onore di testare e che sono sicura avrai visto un po' ovunque in giro su Instagram, Facebook, pubblicità nell'internet in generale. Ti sto parlando dello sbiancamento dentale da fare a casa. Prima di proseguire però ti volevo ricordare di iscriverti al mio canale. Qui sono sicura quasi che il pulsante rosso con su scritto iscriviti si trovi da questa parte in basso. Attiva anche la campanellina per rimanere sempre aggiornato e se vuoi puoi anche trovarmi su Instagram e Facebook, sempre con lo stesso nome, Agata Chic non impegna. Dunque, il prodotto in questione mi è stato omaggiato dall'azienda LR Wonder Company. Questa azienda direttamente non la conoscevo, però avevo visto tanti di questi prodotti su Instagram e ho potuto constatare che è stata anche partner ufficiale del Grande Fratello, non mi ricordo quale, credo l'ultimo. Comunque, quello che andremo a vedere oggi, perché questa mattina ho fatto l'ultima applicazione di questo sbiancamento dentale a casa. Ciao! Questo prodotto che cos'è in sintesi? È composto da un bite in silicone trasparente all'interno del quale qui ci sono dei LED che si accendono, attivano una volta che tu lo colleghi al telefonino o al computer. Come puoi ben vedere ha 3 diversi connettori che è adattabile a tutti i tipi di telefonino o smartphone o tablet o PC. Una volta che si accendono i LED sul bite, questi fanno sì che si attiva il prodotto che si mette precedentemente sui denti, che si trova dentro questa penna. È un pennellino, basta ruotare e il prodotto ovviamente scende qui e si va ad applicare. Prima di tutto si debbono lavare i denti, questa è una piccola parentesi che è bene specificare. Si applica il prodotto sui denti sopra e sotto, dopodiché si inserisce il bite, lo devi in un certo senso tenere tra i denti, lo devi mordere e si collega al telefonino. Si accenderanno i LED. Se mi segui su Instagram avrai visto un po' di storie dove simpaticamente sorrido, un sorriso molto blu con questo, e si deve tenere in posa per 10 minuti. Terminati i 10 minuti basta risciacquare con acqua e la cosa importante sarebbe ideale non bere e mangiare nell'arco dei 30 minuti a seguire. Quindi se tu pensi di iniziare a fare questo trattamento, sappi che ad ogni applicazione pensaci prima a bere e a mangiare, perché poi sono problemi. Io effettivamente vabbè, l'applicatore di prodotto sbiancante contiene il prodotto per 10 applicazioni, ma è anche abbondante perché mi è anche rimasto a me, quindi volendo potrei anche continuare. Io ho fatto questo trattamento 10 applicazioni però ogni 2 giorni. Allora, qui nella scatolina c'è un piccolo schemino di gradazioni di denti, di tonalità di denti, però effettivamente non viene tanto comodo farlo appoggiare i denti così dalla scatolina direttamente. Mi aspettavo di trovare dentro questo coso, però non c'era. Ma veniamo al dunque. La domanda che tutto il mondo si sta ponendo è: funziona questo kit per lo sbiancamento dentale oppure no? Allora, secondo la mia modestissima e sincerissima non si può dire, è sincera opinione, perché apro parentesi, lo ribadisco ogni volta, non perché il prodotto mi è stato omaggiato io sono tenuta a parlarne
per forza di cose bene, no. Nel mio canale troverai recensioni abbastanza oneste e sincere. Io se ti parlo bene di un prodotto è perché io stessa lo comprerei e quindi te lo consiglio. Chiusa la piccola parentesi che faccio ogni volta, anche perché vorrei evitare che si pensasse che dato che mandano prodotti in omaggio gratis le aziende se ne debba per forza parlare bene. No, assolutamente no. Allora, questo kit per lo sbiancamento dentale da fare a casa non si sostituisce al lavoro fatto da un professionista, che sarebbe lo sbiancamento dentale che tu vai a fare dal tuo dentista solitamente. Ma se non si hanno particolari macchie scure sui denti, io ti posso dire che questo prodotto lo consiglierei e lo comprerei, perché come puoi ben vedere, adesso ti farò vedere dopo la differenza tra il prima e il dopo. Io non avevo bruttissime, grandissime macchie scure, solamente una tonalità decisamente più scura rispetto a quella che ho ora, quindi avendo la costanza di farlo ogni giorno oppure ogni 2 giorni per almeno 10 applicazioni, io ti posso dire che questo kit per lo sbiancamento dentale funziona. Quindi io lo comprerei, io lo ricomprerò, perché adesso termino il prodotto che c'è nella mia penna, ma una volta che tu acquisti il kit che costa sulle, non me lo ricordo, ti lascio il prezzo scritto qui in sovraimpressione, oltre ad avere il link diretto nell'info box che troverai aprendo questo triangolino qui sotto o qui sotto. Aprilo sempre perché io lì scrivo cose e metto link. Una volta che tu compri questo kit puoi, una volta terminato, comprare solamente il prodotto, la penna dell'applicazione. Il prodotto, c'è il disturbatore che sta arrivando, mi sta disturbando, no. Mi vuoi fare vedere una chiesa? Hai costruito una chiesa? Sì. Ora me è la la fai più vedere. grande. La più grande? Sì, sì. Ora vengo a vederla, Che è un amore. pezzo grande un po' basso e un pezzo alto grandissimo. Ok. E poi una cupola che Pure la tiene cupola, una cerchio, hai fatto pure la una cupola. cupola Ciao. più dritta con una forma così. Ok, E poi, quindi non ce la faccio più a terminare. ha un pezzo grande che Benissimo, che poi amore. Adesso di vengo e ci sopra facciamo una bella ha foto, una ok? cupola cerchio. Ok, amore. Quindi, dicevo, una volta che tu compri questo kit e termini il prodotto, puoi ricominciare lo sbiancamento, ovviamente lasciando un intervallo di tempo, comprando solamente il prodotto nella penna. Cioè comprando solamente la penna con il nuovo prodotto. Mi sono spiegata. Comunque, detto ciò, vado a vedere questa chiesa con questa mega cupola e mi raccomando, se conosci già questi prodotti, se sei incuriosito da questi prodotti, scrivimelo nei commenti e lasciami sempre un segno del tuo passaggio. Ciao!